Amici di Sportisili, buonasera! Oggi la 11ª giornata del campionato di Serie C2 Girone A. Ci vede commentare la gara tra Orotero San Vincenzo e Palermo Futsal Club. Vediamo subito i due capitani, da un lato Don Vito La Fiora, come viene chiamato ormai dai propri beniamini, dall'altra parte invece Stefano Russo, numero 10, ragazzo molto molto giovane ma che gioca praticamente come un veterano. Nel frattempo le due squadre si stanno subito scambiando un cenno di pace prima di cominciare questa battaglia che oggi metterà in palio 3 punti, però guardando la classifica non saranno proprio 3 punti, parliamo sicuramente di maggiore dal punto di vista anche non soltanto dell'intensità, ma forse anche della voglia di mettere in campo, perché sono due squadre che vorranno dire la propria nelle prime posizioni, anche sfruttando quei passi falsi che oggi due squadre lì sopra, come Città di Bisacquino e l'Altofonte, hanno fatto. Nel frattempo invece soltanto una squadra lì davanti ha vinto, ovvero il Pioppo, 5-1 contro il Favignana. Nel frattempo noi come sempre vi mostriamo il nostro meraviglioso scoreboard con il risultato di 0-0, poi ricordiamo invece che il cronometro inizierà a passare nei vostri schermi nell'istante in cui ci sarà il primo pallone toccato. Oggi fischietto importante, quello del signor Alessandro Bruno, anche lui di categoria forse anche superiore rispetto alla C2, tanta esperienza in C1 tra crono e arbitraggio. Vediamo quale sarà invece il quintetto di mister Gentile, perché vediamo Franco Fiorentino, Di Chiara Nicchia e tra i pali Peppe Calì. Questa dunque la scelta da parte del tecnico, un quintetto molto veloce, perché assente Gennaro, assente oggi dal campo, attualmente in campo nel quintetto anche Vito La Fiora, che partirà però dalla panchina. Dall'altro invece vediamo con la 7 Gaetano Catanzaro, con la 10 Stefano Russo, poi in porta Presti Giacomo, adesso vediamo contezza anche dei restanti due calciatori, con la 4 abbiamo Giuseppe Di Modica e poi con la 13 Giuseppe Liga. Sul pallone vediamo Alessandro Nicchia, per lui una grande stagione con 6 gol stagionali, 4 in campionato, 2 in coppa, insomma un inizio niente male per il giocatore classe 2005 che oggi scende dal primo minuto al posto di Capitan La Fiora. Insomma, una scelta facile quella di mister Gentile, che si affida oggi alla tecnica, alla velocità. Panchina per Lorenzo Chinnici. Sta guardando le due porte adesso il taccuino, il signor Bruno, sente soltanto il suo fischio iniziale per questa grande partita. Sicuramente ci saranno tante squadre che guarderanno questa diretta. Inizia anche il match con il primo tocco per il rosanero con Emanuele Fiorentino che la controlla dalle parti di Di Chiara. Per lui nessun gol e nessun assist nel campionato, fatto molto bene però in coppa. Fiorentino calcia subito e poi la tocca Di Modica, anticipando anche Nicchia. Buon lavoro qui da parte del giocatore numero 4, il perno difensivo di questa squadra bianco-azzurra. Franco riceve, calcia con il destro, rimane le Di Chiara, troppo esterno collo per il calciatore classe 2001. Poi sbaglia anche qui Catanzaro sulla pressione di Franco, che lo ha pressato immediatamente. Fiorentino dichiara avanzare il 23. Franco, anche per Dichiara questa è la prima da titolare assoluto, 1-2. Poi Catanzaro, Franco e Presti Giacomo mette una pezza, molto molto bene quel portiere, molto giovane ma una gran bella stagione. Vale la pena invece ricordare i numeri e le statistiche per questo match, perché il Loreto San Vincenzo è vero, c'ha 18 punti, i rosanero ne hanno 21, però in realtà sarebbero 21 in entrambi i casi, perché una sconfitta arrivata tra le prime giornate con tanto Fiorentino con il destro, sembrava quasi un cross ed è vantaggio Palermo Futsal Club con Emanuele Fiorentino che sblocca dopo nemmeno 2 minuti questo incontro. L'importante questo dei rosanero, non è arrivata l'esultanza classica ormai di Fiorentino, quella di mostrare i muscoli. Dicevamo dunque come siano importanti le statistiche, i numeri, perché la San Vincenzo è una squadra che al momento è il miglior attacco di questo campionato, insomma una squadra che ha tanta facilità nel segnare, forse qualche gol di troppo subito è vero, però con un attacco così, con Russo ad esempio, con Catanzaro, con Liga, con Di Mariano, insomma si può veramente tanto, per dire una citazione, fare calcio. Di Chiara, palla dentro verso Franco, Presti Giacomo qui molto bene in anticipo, poi Fiorentino la mette giù con il petto, la controlla, avanza, va verso l'interno
e poi viene rubato il pallone con l'ottimo break di Liga che può rientrare. Liga rientra, adesso c'è Catanzaro, Russo con la fascia da capitano al braccio e sarà rimessa tra le zone offensiva. Dicevamo, l'Otero San Vincenzo dovrebbe avere in realtà 21 punti, non 18 come potete vedere in classifica, in quanto è arrivata una sconfitta a tavolino, nonostante poi sul campo avessero in realtà vinto e dominato contro il Favignana. Per un'irregolarità poi il risultato non fu omologato e poi con il ricorso della squadra isolana sono stati dati 3 punti a tavolino proprio al Favignana, che in settimana ha anche preso i primi 3 punti in realtà sul campo complicato contro gli Emiri, che poi faranno visita ai rosanero proprio settimana prossima. Di Chiara alle spalle c'è Liga, lo spinge un po' ma è tutto regolare. Di Chiara, Franco chiede un appoggio dei compagni, trova con l'esterno Di Chiara, 1-2, buona palla, Di Chiara ancora con il destro, la tiene pure in campo, poi su Nicchia, palla che passa, Franco viene portato fuori, poi il contrasto, Di Chiara, il gol, anzi Nicchia, però gioco fermo, fischio da parte del signor Bruno, intervento irregolare, forse con la mano, non l'abbiamo visto bene in realtà da qui, scontro tra Franco e Russo, sarà dimessa tale, poi batti 5 con Mister Gentile, che oggi vuole avere delle risposte importanti dai suoi giocatori, anche in vista dell'assenza di Gabriele Gennaro, un'assenza sicuramente terrificante potremmo dire per il rosanero, perché comunque è un giocatore molto molto importante, però l'attacco è formato anche da altri calciatori come Nicchia, come Pisani, come La Fiura, insomma gente che di gol ne ha fatti tanti e chi sta cominciando come Nicchia a farli. Di Chiara, ottimo break, Fiorentino, il dribbling rischioso su Russo, subisce pure fallo, infatti Fiorentino, Russo non è d'accordo, però dice è uguale a quello di prima, fallo di Franco per lui, ma non per il signor Bruno che invece ha lasciato continuare in quel caso. Fiorentino, finta e controfinta, poi calcia subito con il destro. E si riparte dunque dal basso con Russo che si va a prendere questo pallone lì. Poi Liga, un po' tallonato da Franco, palla che passa, poi il lavoro di Catanzaro, poi Fiorentino con un contrasto in piedi, allontana tutto. Russo avanza, cerca il tiro, mura Fiorentino, poi si riporta in contropiede, finta di Fiorentino, palla incollata al piede per l'ex Athletic Club Palermo, poi Nicchia può puntare, Nicchia allarga il gioco, c'è Di Chiara, lungolina su Franco, prova a rientrare, poi saggiamente decide di tornare dietro da Emanuele Fiorentino, vuole il destro, allo spazio, può calciare! E Presti Giacomo fa un miracolo assoluto, che giocatore per ancora Emanuele Fiorentino! Per lui 11 gol, tutti in campionato, voleva il 12°, non l'ha trovato. La 2, scusami, 3. Sarà calcio d'angolo, batte Fiorentino con Franco fuori, Nicchia dentro la rigore, Di Chiara pronta a entrare, perde forse un po' troppo tempo, Franco la controlla, poi il passaggio, palla che passa, Franco è giù e qui tanti dubbi in realtà, poteva forse starci, poi Di Chiara ruba il pallone con l'aiuto di Fiorentino, batterà Di Chiara, questa volta è calcio di punizione. Nel frattempo il signor Bruno sta spiegando a Mister Gentile perché non ha fischiato quell'intervento, sembrava effettivamente che Franco fosse stato sgambettato, era anche davanti alla porta come dice Mister Gentile, non avrebbe avuto chiaramente motivo di andare giù, però non c'è nulla. E va Fiorentino. Franco rimane giù, Di Chiara e Nicchia si muovono, Fiorentino uno schema con Di Chiara, palla che passa, Fiorentino! Cosa hanno combinato? Dove l'ha messa? Emanuele Fiorentino! Fa il raddoppio 0-2 e vediamo se questa volta arriva l'esultanza di Fiorentino. Sembra di no. È 0-2, ma dove l'ha messa? Con il mancino. Pressione feroce di Franco. Che rimessa laterale. Di Chiara ruba il pallone, Franco! Poi un tiro
contemporaneo con il suo avversario, con Catanzaro. Palla lunga, Liga la controlla molto bene, poi Fiorentino ancora una volta a rubare il pallone, ma Di Chiara nel raddoppio è fondamentale. Poi palla sul secondo palo e sblocca Catanzaro, fa 1-2. Qui Calisi sta parlando con Fiorentino, un'incomprensione però difensiva in questo caso. Pallone sul secondo palo. Poi mister Gentile dice qualcosa anche proprio i ragazzi in panchina, dice non è colpa di Calì in questo caso. Franco, poi Fiorentino si scontra con Catanzaro. Poi Di Chiara, c'è qualche incomprensione tra i due. Di Chiara punta l'uomo molto bene, poi un intervento molto feroce in questo caso da parte di Liga. Poi Russo parla, poi Liga con Fiorentino. C'è un po' di incomprensioni. Il signor Bruno nella panchina rosanero dice fatti qualcosa. Fiorentino parla con il tecnico avversario, dice forse di guardare gli atteggiamenti dei propri ragazzi, probabilmente anche mister Gentile qui a parlare con Fiorentino, a dire probabilmente gioca con la testa, non ti preoccupare, fai parlare il campo. Anche Culotta qui a parlare. Gioco ancora fermo, minuto 9 di gioco per chi si fosse sintonizzato adesso sui canali sportisili. Una gara molto molto bella con 3 gol. Di Chiara 1-2, palla che però non passa. Poi Fiorentino con Russo che accompagna fuori. Fiorentino nicchia 1-2. Fiorentino ancora una volta danza su quel pallone, lo fa divinamente. Fiorentino, Russo ruba il pallone, poi Liga verso Russo. E Calì la lascia fuori, sa bene che lì lei non può mai essere preso dal suo avversario. Fiorentino nicchia, poi intervento forte da parte di Modi che chiede comunque subito scusa al suo avversario. Sportività. E va Fiorentino a battere questo calcio di punizione. Franco vuole l'interno, salta Catanzaro 2 volte, Franco ancora e c'è il calcio di punizione. Vediamo quanti falli adesso ha commesso l'oratorio. Del quarto fallo. E tira una a destra e una a sinistra. Una a destra e una a sinistra. Fiore, vedi quella. Ok, c'è Andrea. Nazza, fermati là, Nazza. Andrà Fiorentino a battere con i presi gioco che sta sistemando la barriera. C'è Di Chiara a largo a destra, nicchia sul palo e Nazareno Franco un po' più largo. Di Chiara guarda la porta, cerca una conclusione. Russo respinge anche con l'aiuto di Liga. Russo è molto veloce, palla dentro, la tocca però Di Chiara che si fa trovare pronto lì nel punto giusto. Nel frattempo si sta riscaldando Sujon ma anche Lopez, che potrebbero essere i primi 2 cambi di mister Gentile. Niente ancora per Chinici e la Fiura. Liga, buona giocata, salta tutti, poi il pallone non passa con Nicchia che viene un po' rimproverato da Franco e dice devi scalare un po' prima. Liga 2 con Russo, palla che passa, trova però i piedi di Chiara che sbaglia un controllo, ma riesce comunque a scaricare sul compagno. Nicchia di ritorno, poi dentro prese Giacomo molto bene e poi si chiedeva con retropassaggio, non per il signor Bruno. Di Modica, poi fortissimo Di Chiara ruba il pallone ancora con il tacco, la porta leva giù, non c'è nulla, vendita di Caraccata, Anzaro scivolata di Fiorentino, non lo prende, poi Calì, però vale fuori.
Insomma, i ritmi sono veramente indiavolati. Che partita tra Oratorio San Vincenzo e Palermo Futsal Club, però potremmo dire un po' ce l'aspettavamo. Nicchia, spinto da Di Modica, ed è calcio di punizione, quinto fallo, minuto 12 di gioco. Ed è calcio di punizione con Liga che restituisce il pallone in questo istante a Franco. Quinto fallo, insomma una squadra molto giovane, molto forte dal punto di vista dell'intensità, però anche un po' fallosa forse. Andrà Franco, che allarga su Fiorentino. Va al centro, molto bene qui Fiorentino, palla imbucata, dichiarano la controlla, poi buon lavoro qui da parte di Catanzaro che è una freccia sulla fascia, anzi Liga, chiedo scusa. Poi fallo da parte di Chiara. Fuori Franco, dentro Lopez, vuole migliorare un po' l'aspetto difensivo mister Gentile con Fiorentino, probabilmente adesso potrà anche avanzare un po' di più. Anzi non è fallo, è calcio, è rimessa laterale. E poi Fiorentino restituisce il pallone. Gesto sportivo da parte di Fiorentino. Di Modica va al centro, Liga, poi Di Chiara, e qui intervento irregolare di Di Chiara. A chiedere scusa infatti al proprio avversario. Vuole un giallo Liga, però non è dello stesso avviso il signor Bruno. Tutta veloce con Russo, taglia verso il centro, palla incontra sulla suola, si allunga un po', poi Lopez tocca il primo palla della sua partita, Lorenzo Lopez, Fiorentino, vediamo se punta l'uomo, lo fa adesso Fiorentino, ancora sul destro, può cacciare, Fiorentino è molto largo, forse un po' troppo, e poi anche l'ultimo a toccare, un po' sfortunato qui Emanuele Fiorentino, perché l'ha toccata lui per ultimo, ha fatto tutto bene, poi non il resto, un po' invece in ombra Nicchia in questo momento, poco cercato dai compagni, ma anche forse un po' lui non si sta facendo vedere più di tanto. Lopez accorcia Di Chiara, si butta invece in avanti il 3, può cambiare campo, infatti fa proprio questo su Fiorentino, finta di corpo classica di Emanuele Fiorentino, va in cassaforte da Lopez. Fiorentino 1-2, Lopez la porta avanti, poi un rimpallo rimessa laterale, non l'aveva controllata bene però qui Lopez, qui poteva forse anche o calciare di prima o magari portarsela un po' con la suola e calciare, però insomma non era molto facile, la palla era anche un po' forte da parte di Fiorentino, poi Di Chiara batte la rimessa laterale, lascia la palla lì, Lopez forte, Presti Giacomo, però cambio, non abbiamo avuto il motivo, forse per un pallone in movimento potremmo pensare, ma non abbiamo capito in realtà. Liga taglia verso il centro, grande la velocità di Liga che apparecchia per Di Modica, e poi Calì è perfetto in chiusura bassa. Minuto 16 di gioco, insomma ci stiamo divertendo tanto. C'è anche un cambio con dentro Di Mariano per Catanzaro, Nicchia, un bel pallone Di Chiara, Fiorentino, poi alza la palla verso Di Chiara, poi scivola Di Chiara ancora per Nicchia, e qui Di Mariano ha rischiato veramente tanto, perché la maglia di Nicchia si era sicuramente ampliata, un po' graziato qui l'oratorio, poi Di Chiara con un braccio. Ed è calcio di punizione, batte rapidamente su Di Modica, nuovamente Russo, esce Di Chiara, palla alta, Nicchia con il fisico, buon lavoro da parte delle 17 che poi coinvolge anche Lopez nella sua manovra offensiva. Fiorentino va al centro, Fiorentino, Russo lo tampona, poi Di Chiara rischia tanto,
Liga con il fisico, prende il pallone, poi Fiorentino provvidenziale, si riparte con Nicchia, è da solo, poi intervento di Di Mariano sul pallone, salta tutti, Di Mariano apparecchia, palla lì per Russo che fa 2-2. E pareggio dunque della San Vincenzo, che non ha mollato mai. Poi c'è qualche protesta perché Dichiara è a terra, molto dolorante. C'è anche Chinnici in campo. Nel frattempo c'è un cambio, fuori Nicchia, dentro Pisani, lui che è tornato a segnare nell'ultimo match contro il Città di Marsala, ricordiamo 5-4. Dichiara è molto dolorante. Di Mariano dice non l'ho visto, però era stato davanti a lui, un po' difficile da non vedere, però in realtà entrambe le squadre hanno continuato a giocare, quindi insomma non c'è nulla da dire. Nel frattempo Dichiara fuori, dentro Capitan La Fiura, dentro anche Pisani, dunque Lopez, Fiorentino, Pisani e La Fiura. Vediamo come impatteranno due pesi massimi come La Fiura e Pisani. Fiorentino, Pisani, Lopez un po' in difficoltà, sbaglia il passaggio di Modica, Lopez intercetta La Fiura, palla per Lopez, ma un po' complicata, era girato anche il numero 3. Palla su Di Modica, la difende molto bene Liga, c'è largo Di Mariano, vuole puntare l'uomo, Di Mariano in mezzo a due, Di Modica, ancora Lopez la sporca, poi Liga verso Russo che calcia con potenza, e qui Calì è anche un po' arrabbiato. Nel frattempo time out è chiamato dalla San Vincenzo, risultato di 2-2 per chi si fosse sintonizzato in questo istante, una gara molto molto bella che al momento sta sorridendo sicuramente all'equilibrio, perché 2-2 il risultato, insomma non ci stiamo annoiando sicuramente. Ricordiamo come il Palermo Futsal Club ha a disposizione dal prossimo intervento irregolare il tiro libero, però negli ultimi 6 minuti non c'è stato nessun intervento sanzionato da parte del signor Bruno, che ha lasciato continuare in più di un'occasione. Insomma, Mister Gentile nel frattempo sta parlando tanto con i ragazzi in panchina, dice bisogna giocare con la testa, bisogna andare tutti a 1000 su ogni pallone, aiutando il proprio compagno. Insomma, questa è un po' la retorica di Mister Gentile, la conosciamo tanto tanto bene. Nel frattempo non dovrebbero esserci altri cambi né da un lato né dall'altro, cerchiamo di capire. E invece sì, fuori Di Modica, dentro Cernigliaro. Nel tempo l'assenza di Gennaro, ricordiamo, ma anche del presidentissimo Gabriele e Manfredi Pazzaia. Noi chiaramente salutiamo perché ci staranno sicuramente seguendo. Sicuramente non si stanno neppure annoiando perché è una gara piena di emozioni. Fiorentino. Per concludere, anche assente il direttore sportivo Giorgio Buffa per un trio di assenze. Infatti Pisani con il destro, palla fuori, esterno della rete, fa bene a provarlo dalle Pisani. Viene anche caricato da Peppe Velardi, come sempre uno dei primi supporters dei propri compagni, perché è infortunato ormai da tanto tempo. Presti Giacomo, va lungo, testa Fiorentino, molto bene. Andrà a battere Di Mariano adesso, che lascia forse lì il pallone al compagno. Infatti Russo, che ormai è indietreggiato anche il suo raggio d'azione. La Fiura, buon contrasto sul pallone, La Fiura sul mancino, c'è contraversione, Russo la tocca bene in rimessa laterale, anzi no, calcio d'angolo dovrebbe essere. Parti Fiore! Palla dietro, Fiorentino va sul destro, difende il pallone sulla pressione di Cernigliaro, poi si appoggia da Pisani. A tempo si stava riscaldando, diciamo, su Gione, però ancora non è entrato.
Lopez, scambio con la Fiora, rischiosissimo, Fiorentino, Cernigliaro, fallo di Fiorentino ed anche giallo. Qui errore di Lopez e la Fiora, che hanno commesso un pasticcio, non si sono capiti, adesso anche quinto fallo per la formazione bianco-azzurra di casa. Infatti sta riscaldando anche Chinnici, e questa è un'assenza che manca tanto, in campo si sta sentendo effettivamente, perché Chinnici è un giocatore che tecnicamente ma anche tatticamente è tanto importante per questa squadra. Fiorentino lo sta sostituendo, però quando giocano entrambi e sono in campo insieme, insomma, è una squadra differente, questo si può anche dire. Andrà Liga di potenza, e non era una brutta conclusione questa, l'aveva anche impattata bene qui il 13, che non ha preso la porta ma non di molto. Fiorentino, Pisani, la Fiura, buona la finta, va al centro, Lopez la tiene lì sotto la suola, poi Fiorentino va sul mancino, scambia con l'esterno, sbaglia però, poi Russo, Fiorentino gli ruba il pallone, tutto regolare, ancora Fiorentino con l'esterno, prova da aprire verso la fila, non riesce, poi con il fisico cerca di recuperare il capitano ma non riesce nel suo obiettivo, poi Di Mariano si complica tanto la vita ed è rimessa tra il rosanero. È giallo, se non lo fa battere è giallo. Ha rischiato tanto Di Mariano perché si è messo davanti. Ma che basta, mamma, perché non lo finisci? Basta. Fiorentino, ma le finte sbaglia, poi un poco, poi Cernigliaro apre dalle parti di Mariano, Fiorentino ancora mette una pezza, l'ennesima, la Fiora si riparte contropiede, rallenta un po' il gioco ma riesce comunque a servire Pisani che in avanti, le finte, Pisani vede Fiorentino, adesso sul sinistro, la Fiora calcia, esterno, poi Pisani, non trova la porta. Sono ritmi veramente tanto alti, con velocità in campo, tempo fuori, Lopez dentro Lorenzo Chinnici. Fiorentino, Chinnici tocca il primo pallone, il 10, uno dei più pericolosi, va subito sul piede forte, lascia lì su Fiorentino. C'è la Fiora dentro l'area di rigore che cerca di prendere posizioni. Pisani, Fiorentino col tacco, era giusta l'idea, poi Prestigiacomo, Pisani poi Prestigiacomo sembrava fuori l'aria, poi doppio passo di Cernigliaro non è riuscito. Fiorentino, c'è largo Pisani, va lì, cerca l'imbucata ma sbaglia. Cernigliaro può ripartire a 1000 adesso con l'oratorio che ci crede. Ancora Cernigliaro, apre dalle parti di Russo che apparecchia Liga! Sul primo palo, colpisce benissimo! E 3-2. Cambio dentro Franco, fuori Fiorentino, un po' stanco. Chinnici, Franco remontata da parte della Rota San Vincenzo che sta giocando una grande gara, ma non è una novità perché una delle squadre migliori di questo campionato, lo sapevamo anche all'inizio. Chinnici, Pisani, poi cerca la potenza da fuori, direttamente addosso a Prestigiacomo, palla alta. Franco, Chinnici vuole mettere lui l'intelligenza in campo adesso. Franco può puntare l'uomo, rientra bene sul destro, cerca Pisani, lo trova sul versante opposto. Chinnici alle spalle, Franco lo sceglie all'interno, buona giocata, poi non ne prosegue su quella che era la strada che si stava aprendo davanti. Pisani con un rimpallo alla meglio, buona nel contatto, va giù, non c'è nulla. Russo, anche qua qualche dubbio, Russo va sul mancino, prende in pieno la Fiora, si riparte adesso la Fiora, tiene botta bene il capitano, poi rallenta un attimo l'azione, forse un po' troppo, la Fiora ancora sola, va sul mancino, poi la Fiora si becca il giallo.
Sbagli 3 volte in un'azione. Giallo per la Fiora che sicuramente sbaglia i modi, però andrà a Prestigiacomo. C'è pressione di Franco su Liga, poi Di Mariano la controlla, Pisani una bocca alle finte. Minuto 27-33, Palermo Futsal Club non ha sfruttato la possibilità di un tiro libero, perché ricordiamo già dal minuto 13 poi Russo, Chinnici, tiro libero da San Vincenzo e andrà a Liga. Andrà a Liga, qui se l'è procurato Russo, ma Liga gliel'ha levato dalle braccia e ha detto calcio io. Andrà quindi Liga contro Calì che cerca di aprire le braccia per occupare più spazio possibile. Va Liga, Calì! E poi Franco la tiene lì. Chinnici, buona giocata, la Fiura, la controlla il capitano Pisani, poi sbaglia il passaggio, non è entrato bene in partita Antonio Pisani. Minuto 29 di gioco, 3-2, un minuto manca alla fine del tempo regolamentare, ma anche uno da recuperare, perché ricordiamo c'è stato un time out. Pisani la porta lì al centro, la Fiura calcia verso la porta, poteva forse scaricarla prima dalle parti di Franco che si era ben immolato in zona offensiva, non l'ha fatto. Chinnici cerca il tiro deviato da Di Mariano, c'era Pisani pronto lì ma non è andato a buon fine. Calcio d'angolo, Franco la controlla, Chinnici per Pisani, cerca la porta, Prestigiacomo ancora respinge, buona qui la respinta bassa del portiere. Chinnici va sul mancino, viene ribattuto da Russo, insomma c'è tantissimo cuore per gli uomini di casa. La Fiura si gira, può calciare, poi Chinnici, palla fuori, però la Fiura sembrava essere stato trattenuto. Palla alta, Di Mariano di testa, poi la Fiura la controlla con il petto, Russo si mette davanti con il fisico, la Fiora qui alla meglio, poi con la punta Chinnici, Pisani. Pisani, la Fiura apre verso Chinnici che ancora non è riuscito ad entrare in partita, poi Franco si litiga un po' col pallone ma riesce comunque a tenerlo lì, va al centro. Franco, finta e controfinta, sceglie il destro, è veloce, Franco può calciare, mette dentro questa palla dentro, ancora il raddoppio di Di Mariano è ottimo ed è dunque rimessa laterale, zona super offensiva. Chinnici sceglie il destro, vediamo se entra sul mancino, lo fa adesso, poi forse qui ci stava un calcio di punizione e infatti arriva adesso ed è tiro libero per il rosanero con Chinnici che in 2 occasioni aveva forse preso fallo. Vediamo chi batte, perché la Fiora si è preso il pallone, il capitano vuole essere lui il protagonista, vuole essere Vito La Fiora. Vediamo se si dovesse trasformare in Don Vito La Fiora. Adesso Russo da capitano, vero, a caricare il proprio compagno Prestigiacomo che sta facendo una grande partita, sta dicendo ti raccomando, adesso tutto dipende da te per questo primo tempo. La Fiora contro Prestigiacomo, apre anche lui le braccia come Calì, va la Fiora! Vito La Fiora! E fa 3-3, l'avevamo detto, è tornato Don Vito La Fiora, corre verso la telecamera, sappiamo, sono tante le sue dediche, ma comunque il risultato è di 3-3. C'è ancora però da giocare in questo primo tempo, vediamo quanto farà recuperare il signor Bruno. Il contesto di Pisani, la Fiora, Franco può allargare il gioco, Franco va al centro, calcio! Palla fuori!
e poi va bene così, dice il primo tempo, risultato di 3-3, gara veramente bellissima, con due squadre che probabilmente meriterebbero anche una categoria superiore per quello che sicuramente è l'intensità. E nel frattempo, come sempre, vi ricordiamo di rimanere qui connessi sui canali sportivi, perché solo qui, in esclusiva, il secondo tempo della sfida. A dopo! Vincere o morire per il Lascari Cefalù di Mister Palazzo, che dopo le brutte prestazioni delle scorse settimane ospita a Lilardo la Folgore Castelvetrano, squadra che a sua volta vuole tirarsi fuori dai guai con le immagini prodotte come di consueto da Pietro Piazza. Andiamo a vedere il film di questa partita che inizia subito con gli attacchi da parte della squadra di casa in maglia bianca, con il nuovo arrivato Gallo che cerca di infilarsi in area, bravissimo Sansone a respingere il tiro, poi si fa viva dall'altra parte la squadra rossonera ed è subito pericolosa perché arriva il solito Idrissou sul secondo palo, brucia tutti sullo scatto, il più attento sul cross lungo di Touré. 0-1 a Lilardo, segna ancora Idrissou, prova a reagire il Lascari Cefalù con questa azione sull'out di destra, ancora con Gallo che cerca di puntare, viene atterrato. Secondo il direttore di gara non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Con questo replay proviamo a darvi una mano a decidere a vostra volta. Poi Monaco semina il panico in mezzo alla difesa, poi arriva alla sua conclusione dopo il tentativo di Gallo, la palla respinta da Sansone, torna ad attaccare la Folgore, qui ancora un cross per Idrissou, forse un gol più semplice di quello segnato, questa volta se lo divora di testa, ma ancora attacca la squadra ospite con questa incursione per vie centrali. E infine la conclusione messa fuori con un volo d'angelo splendido da Crisafulli, poi sugli sviluppi del corner dopo il tentativo di Pisciotta, colpo di testa, secondo palo, ancora Idrissou, questa volta raddrizza la mira e dopo l'errore di prima realizza il gol dello 0-2 al minuto 44, il momento perfetto per realizzare la rete del raddoppio. Con le immagini passiamo al secondo tempo con questa conclusione dalla distanza da parte del Lascari Cefalù, palla che si perde fuori, poi fraseggia molto bene la squadra ospite col pallone che viene portato da sinistra a destra, con questo cross che arriva da dietro per Erbini, il quale non riesce a indirizzare verso la porta. Erbini che però pochi minuti dopo, sfruttando un errore di impostazione da parte di Palazzo, si porta la palla sul sinistro a tu per tu con Crisafulli, mette il gol dello 0-3 e notte fonda per il Lascari Cefalù. Segna anche Erbini, il gol che triplica le marcature della Folgore Castelvetrano. A questo punto ci si aspetta una reazione d'orgoglio da parte del Lascari Cefalù, che qui manovra praticamente al limite dell'area di rigore, poi va sul fondo con la conclusione che si perde fuori. Poi ancora sugli sviluppi di un calcio piazzato, la palla messa in mezzo, c'è Palazzo ma c'è soprattutto Dennis Sansone, grande intervento per lui in volo plastico, poi altro tentativo e altra parata di Sansone a negare anche il gol della bandiera al Lascari. Lascari che ci proverà su quest'ultimo calcio d'angolo battuto dalla sinistra, la palla che spiova in mezzo, 3 giocatori in maglia bianca tutti soli, e questo errore è il film della partita per il Lascari che perde. È l'ennesima volta che siamo penalizzati da scelte, secondo me, veramente che ci sembra che qualcuno ce l'abbia con noi, perché è la terza volta che succede questo nelle ultime partite, anzi forse pure di più. Devo dire che è una vittoria strameritata, perché sì, è vero che alla fine hanno preso 2 traverse, però se analizziamo 11 contro 11 occasioni, insomma abbiamo tenuto bene il campo, poi fare contro un in meno per 20 minuti, un uomo in meno subito all'inizio del secondo tempo, non è facile contro un'ottima squadra che aveva messo in difficoltà quasi tutta, insomma, la classifica parla chiaro, ma noi non meritiamo questa classifica per quello che abbiamo fatto in questo, tranne Gela abbiamo fatto delle ottime prestazioni, ogni domenica raccogliamo meno di quello che meritiamo e oggi i ragazzi si sono superati con una prova d'orgoglio, quindi non mi stupisce di queste prestazioni perché già le avevamo fatte nelle precedenti partite e oggi insomma è venuta fuori una vittoria sofferta, come hai detto tu, però dobbiamo analizzare che abbiamo sofferto con gli uomini in meno, quindi ci può stare.
abbiamo raccolto poco, siamo stati risucchiati, quindi c'è nervosismo e dispiace, però devo dire che cioè, sono venuti purtroppo un po' per ingenuità, perché abbiamo pensato anche a quello che succedesse fuori, stava succedendo fuori e se l'arbitro là sulla reazione di Follari punisce il giocatore che lo fa sbattere al muro, questo non succede. Dico, normale che noi ci abbiamo messo del nostro, perché ripeto, purtroppo stiamo attraversando un momento non brutto, di nervosismo, di non serenità, perché raccogliamo meno di quello che meritiamo. Siamo una squadra, levando 2 o 3 veterani, una squadra giovane, e quindi un po' di nervosismo, di tensione ci sta. Siamo tornati live intanto per commentare questa meravigliosa sfida tra Ortero San Vincenzo e Palermo Futsal Club. 3-3 risultato, insomma, non ci stiamo sicuramente annoiando, con tanti capovolgimenti di fronti. 2-0 iniziale rosanero con un super fiorentino, poi la rimonta ottima dei padroni di casa con prestazioni sublimi da parte di Liga e di Russo su tutti. Poi il 3-3 arrivato con Capitan Vito La Fiura, che ha fatto uno dei suoi gol su tiro libero perfetto col piattone, dove Presti e Giacomo non è potuto arrivare. Insomma, sono tante le informazioni di questo match. La classifica è sicuramente quella più importante, con 21 punti rosanero, 18 per il Ortero San Vincenzo, senza contare chiaramente questa partita. Nel frattempo subito dei cambi dentro su Gianne e Vivarelli, posto di Franco e di Pisagni, con La Fiura in campo. D'altra parte rivediamo in campo Catanzaro, c'è Liga centrale, inizia anche il secondo tempo con Di Mariano. Liga lo fronteggia La Fiura, c'è anche Sujan, lui che lo scorso anno è stato il protagonista assoluto della gara di andata, con ben 5 gol, una manita incredibile quella di Eli Sujan. Palla dentro, Vivarelli chiude bene la diagonale, buon lavoro in mezzo a 2, perde il pallone Catanzaro, salta anche La Fiura, palla ancora lì, Catanzaro ancora, e la Fiura, scusa, Vivarelli in spaccata. Liga apre bene a partire il compagno, nel frattempo non c'è in campo Russo, piccolo momento di pausa, Catanzaro, poi Vivarelli l'aveva fronteggiato bene, palla dentro di Cernigliaro, secondo palo tentato che invece non è d'accordo e mette in calcio d'angolo. Minuto 31 di gioco, sono passati soltanto 60 secondi all'inizio di questo secondo tempo. È una gara subito molto bella. Poi conclusione di Liga, che viene anche incitato dai propri supporters a calciare con potenza. Sugione la tocca, La Fiura poi allunga con un colpo di testa, dice ai compagni non la vedo, sono di spalle, dunque non poteva fare di più. Liga. C'è largo Cernigliaro, lo riceve infatti adesso, sfida Vivarelli in dribbling, lo salta anche con semplicità. Rimane invece basso su Gianne, non vuole pressare più di tanto.
ma attende che arrivi forse nella prima metà campo, sbaglia il passaggio, poi la Fiura, c'è Sujanne, ancora la Fiura, Chinnici, Vivarelli, finta contro finta, va sul mancino, poi apparecchia per Chinnici, però è lontano, non può creare qualcosa di pericoloso, infatti si appoggia da Vivarelli che non è preciso nel passaggio, poi cerca un fallo, non riesce, Chinnici, rimpallo, Calì. La Fiura lascia all'amico di tante battaglie Lorenzo Chinnici, la Fiura, Vivarelli, verticale verso Chinnici che la tiene in campo, però sopra qualche istante perché la palla è in rimessa laterale. Meglio Oratoro San Vincenzo in questo inizio di secondo tempo, palla lunga, Calì di testa sull'anticipo di testa da parte di Di Mariano, Calì con le mani è arrivato prima, infatti è anche l'ultimo a toccare. Liga, bella palla qui, Cernigliaro, finta, va sul destro in mezzo a due, Sujanne e Chinnici però non lo fanno passare, c'è lo scatto di Sujanne, Chinnici, Sujanne ancora col destro, palla fuori, non di molto, buona occasione qui da parte di Rosanero. Liga, buona giocata da parte delle 13, una partita ottima. C'è il passaggio di me non sbaglia, Sujanne la tiene lì, poi Chinnici sceglie l'interno, c'è largo Vivarelli, non lo serve, ancora Chinnici, Sujanne, poi Chinnici rischia tanto sulla pressione di Cernigliaro, Vivarelli, Sujanne non vuole insistere, poi Chinnici cerca un rilancio e Calì blocca. Sujanne, il Di Mariano si è messo davanti, ha fatto un gran bel lavoro che non ha fatto passare il passaggio. Chinnici, Sujanne, 1-2, palla che passa perfettamente, Sujanne contro il portiere, Sujanne può calciare, rimontato da Di Mariano, forse calcio d'angolo, vediamo. E a terra è anche dolorante per Sujanne. Non c'è nulla, né punizione né angolo forse, vediamo. Anzi sì, calcio d'angolo. E sarà quindi calcio d'angolo perché l'ultimo tocco è stato dunque dei biancazzurri con Sujanne che batte per Chinnici da fuori. Del fallo di La Fiura qui, fallo sul blocco, un po' incredulo il capitano qui. Liga va incontro, poi non si fa nulla perché si torna dietro. Cernigliaro, verticale scontro con Sujanne, si continua. Di Mariano si mette al centro, qui buon lavoro, va sul destro, può calciare, murato Cernigliaro, La Fiora, può ripartire il Palermo Futsal Club, apre verso Sujanne che va sul versante mancino, l'ultimo tocco è biancazzurro ancora una volta, dunque calcio d'angolo. Sujanne, corto, La Fiora, Vivarelli con il mancino, Presti Giacomo, Di Mariano, palla subito in verticale con rapidità, cerca Liga di lottare in mezzo a due maglie nere, riesce comunque a stregare dietro, poi Catanzaro prende in pieno Chinnici che aveva lasciato il suo posto da centrale per andare ad accorciare e a limitare quella che è la conclusione, ed effettivamente c'è anche riuscito. Palla dietro, Liga la controlla molto bene sul mancino, può calciare, Liga, il palo! Si è salvata quel Palermo Futsal Club, la Fiora verso Sujanne che può puntare, Sujanne va sul destro, vediamo cosa fa, riesce comunque a scaricare, poi palla sul sinistro e poi Vivarelli non trova il gol, ma qui forse c'è da accumulare un fallo, infatti cumulativo, va al centrocampo probabilmente. Qui Vivarelli ha avuto una ghiottissima occasione, non l'ha sfruttata, il set era pure sul suo mancino, sul suo magico mancino. Buon lavoro però di Sujanne. Liga, destro murato dalla Fiura,
E anche alle spalle Liga non può girarsi, lo fa adesso con qualità, poi 1-2 Chinnici aveva scaricato anche verso Soggione, che però si era girato e non è stato reattivo, così come Di Mariano che non ha visto il pallone arrivare. Chinnici. Sujan, Chinnici, 1-2, funziona quest'asse ma poi chiude bene e Sujan da dietro aveva rubato anche il pallone. E giallo per Sujan. Qui Di Mariano è andato a muso duro con Sujan, possiamo anche dire senza alcun motivo. Quindi Mariano ha rischiato veramente tanto in realtà. C'è anche un cambio, fuori Sujan, dentro Di Chiara. Stava giocando una buona gara Di Chiara effettivamente nel primo tempo. Minuto 38 di gioco, 3-3 risultato. Doveva forse uscire Vivarelli, non Sujan, però questo intervento con giallo per Elotto ha cambiato probabilmente la scelta di mister Gentile. La Liga a prendere il pallone, lo controlla con la suola e punta la Fiura. Palla semplice su Cernigliaro che sceglie l'interno, lo insegue Di Chiara, poi in Liga c'è un taglio, palla dentro, salta l'uomo, calcia sull'esterno Catanzaro, ma che occasione qui, una marcatura non ottimale del Rosanero, bisogna dirlo. Chinnici, Vivarelli, palla in verticale, ancora Chinnici che la controlla molto bene con il mancino, può aprire su Di Chiara, non lo fa, Chinnici va sul sinistro e la risposta di Presti Giacomo, molto molto bene qui. Andrà la Fiura, battuta corta verso Vivarelli, se fa adesso sinistro, lo fa, rischia tanto qui Vivarelli in mezzo a due, Liga come un leone qui il 13, che partita. Di Chiara, Chinnici, c'è Vivarelli, vuole la finta, esce anche un tunnel, però palla la perde, poi cerca di pressare alto. Cernigliaro, la Fiera lo sta guardando da lontano, Liga vede vicino a lui Di Mariano, ora Liga va sul sinistro, Catanzaro salta Vivarelli, Catanzaro in mezzo a due, riesce comunque a rimanere in piedi, poi Di Mariano sul secondo palo, Di Chiara mette il piede nel punto giusto ed è calcio d'angolo, sta soffrendo adesso la squadra rosanero. Poi Liga con potenza, quanto va la porta. Adesso va Chinnici, cambio fuori Vivarelli, dentro Fiorentino, si è anche riposato abbastanza, possiamo dire, il 27. Di Chiara, la Fiura, poi Chinnici sceglie il mancino come soluzione, va da Fiorentino, la Fiura va sul fondo, la Fiora qui voleva un calcio di punizione. Catanzaro va dalla parte di Liga, sempre una scelta corretta, dare palla alle 13, vice capitano anche di questa formazione, ricordiamo, capitano invece Stefano Russo, autore di 2 gol. Va da Presti Giacomo che non la può toccare e infatti qui la prende per evitare
che per me potesse entrare in porta, quella scelta giusta da parte effettivamente del portiere, meglio concedere un tiro lì, un fallo indiretto, quindi un tiro dentro l'area di rigore, una punizione dentro l'area di rigore, piuttosto che fare passare chiaramente il pallone, che sarebbe stato autogol. Punizione dunque a 2, con Fiorentino, la Fiora, ma anche Di Chiara vicini. Di Chiara sta abbracciando Fiorentino per dire qualcosa, forse magari appoggia, ma ti calcio io, ma credo che da lì voglia calciare Fiorentino, che abbiamo visto avere un piede abbastanza caldo quest'oggi. C'è anche la Fiora, scarica verso Fiorentino, murato, poi da Cernigliaro addirittura, che l'ha parata al posto di Presti Giacomo. Palla a destra, Cernigliaro, le finte, salta la Fiora, va verso l'interno, molto bene Cernigliaro, grande lavoro, poi scivola, si continua, poi Lega sulla linea, Chinnici salva tutto, qui si è salvata la squadra rosanero. La Fiora, Fiorentino non lo tiene in campo, c'ho sbagliato di la Fiora. Adesso c'è un momento favorevole per i biancoazzurri, stanno giocando meglio in questo secondo tempo. Taglia verso il centro Cernigliaro, ancora una volta apre, palla sul secondo, palla Fiorentino sporca. Questa azione funziona tanto per l'Otro San Vincenzo, ovvero palla sugli esterni, salto nuovo e poi si apre verso Di Mariano, che quasi sempre è solo. Liga. Di Mariano, ma anche Catanzaro in realtà poco fa. Saltato, poi Di Chiara, poi Calè. E Fiorentino scontro tutto regolare. Di Chiara tiene lì il pallone, Fiorentino. Palla alta verso la Fiora, non ci può arrivare. Adesso ci sarà qualche altro cambio. Presti Giacomo, Liga. Va al centro, l'anticipo di Chinnici netto. Ancora Chinnici apre per Fiorentino. E qui non si sono capiti. Era giusta però la palla. C'è un po' di difficoltà nel creare gioco per il rosanero, piuttosto evidente. Cernigliaro. Con l'esterno, Liga la controlla bene con Di Chiara, lo sfida sulla velocità, Liga ancora lo salta, mette palla dentro, Fiorentino chiude e apre verso Capitan la Fiora, c'è la sola posizione di Di Chiara, lo taglia adesso, Di Chiara buona l'aggancio col tacco, Di Chiara dove sul destro, poi va sul mancino, Chinnici si era fermato, non era brutta l'idea, però Chinnici non l'aveva seguito. Poi la Fiora con la punta, non c'è stata deviazione. Presti Giacomo con le mani, testa Fiorentino, poi la Fiora la controlla, la tiene lì, Capitan la Fiora, invita al possesso anche Emanuele Fiorentino. Chinnici, Fiorentino, Di Chiara, poi di prima la Fiora, buona palla, Chinnici, tutto di prima, molto bene, un tocco. Fiorentino va verso il centro, Fiorentino, ancora Presti Giacomo, super! E Chinnici mette una pezza come può col mancino. Di Mariano vuole puntare la Fiora, poi c'è l'inserimento, c'è un contaglio piuttosto netto con Di Mariano, non è stato seguito praticamente da nessuno, tutte errori qui da parte di Rosanero, ma i biancazzurri non ne hanno approfittato in questo caso. Liga, buon lavoro di Liga e la Fiora qui lo prende. E cambio, e va Nicchia in campo, si chiedeva un cartellino giallo, un secondo però. Mentre il giovane Alessandro Nicchia si cerca la sua velocità, il suo guizzo, il pepe che può dare. Lui è Di Chiara in barriera, una barriera piuttosto lontana. Andrà Liga con potenza, Cali respinge, poi la palla che rimane ancora lì, Liga ancora può sparare il destro, va sul mancino, poi apre bene, palla sul secondo palo Di Chiara, benissimo qui. Adesso è Fiorentino centrale con Chinnici laterale, Nicchia invece da pivot, Di Chiara invece laterale. Palla al centro, con l'esterno si gira, poi ruba il tempo, ancora Nicchia, non riesce ad arrivare, Calì va giù, ma si continua, Fiorentino. Contropiede rosanero, Fiorentino, palla incollata sulla suola, salta il suo dietro avversario, poi scivola un po',
Di Chiara, la tiene lì, ma c'è anche un tocco di Chiara. È giallo per Di Chiara. Il calcio di... no, non è il calcio di rimessa laterale, però. C'è stato il giallo. Poi viene chiamato anche il time out dalla squadra di casa al minuto 47. Dopo ben 6 gol nel primo tempo. Abbiamo un piccolo momento di pausa, 0 nel secondo, ma tante emozioni, tante quante forse nel primo. Adesso ci sarà qualche cambio perché Mister Gentile sta parlando un po' con tutti. Vediamo se ci sarà nuovamente il momento di Pisani che potrebbe giocare magari da pivot con Nicchia come laterale, perché è appena entrato, forse al posto di Chiaro o di Chinnici, magari ipotizzare Fiorentina è un po' difficile visto che comunque è entrato non da molto. Minuto 48 di gioco, mancano 12 minuti più qualcosa da recuperare. Mister Gentile sta parlando tanto con i suoi. Sono 3 falli rosanero, 1 invece per il Lautaro San Vincenzo, 3-3 il risultato. Entra in campo anche Russo, capitano, fuori invece Catanzaro. Per il rosanero invece nessun cambio. Si parte dunque una rimessa laterale con Liga, che però sta facendo una punizione. Sbaglia il passaggio, Nicchia. Vediamo se con la sua tecnica potrà mettere in difficoltà. E qui prende il fallo. Secondo fallo. Nicchia è molto bravo in questo tipo di lavoro, ed incunearsi anche in mezzo a 2 o 3 avversari, riuscire ad avere la meglio. Poi stretta di mano con il Capitan Russo. Poi da fuori anche Girafici cerca di un po' dire al direttore di gara che questo era identico al fallo di prima, dove c'è stata un'ammonizione di Fiorentino. Effettivamente era molto simile. Ma Fiorentino schema per Chinnici e poi non arriva Nicchia con il ginocchio addirittura, ed è forse angolo, vediamo. E infatti calcio d'angolo. Va Fiorentino per Chinnici, la mette giù, poi controlla, calcia, Nicchia, Presti Giacomo, super qui, ancora una volta, perché ci sbaglia il passaggio, non si è capito con Fiorentino, ma era un po' complicato servire. Russo, non si passa con Fiorentino, poi forse qualche mano di troppo di Chiara. Qui forse però Russo un po' si è aiutato con le braccia perché Fiorentino stava partendo. Se non l'ha visto il dietro di gara. Va pressione in alta, Chinnici, dato giù Cernigliano, ma non c'è nulla. Però è rimessa laterale. Rimessa laterale. E infatti con sportività Di Mariano restituisce il pallone. Calì, Fiorentino si concede un dribbling molto complicato, infatti il Russo gli leva il pallone, poi cerca di autolanciarsi Liga ma non riesce. Nicchia per Fiorentino contro il portiere. Fiorentino! Fiorentino! Cosa ha fatto Fiorentino? Tutte e 3 le situazioni con tutti, tocco morbidissimo, non può nulla Presti Giacomo, magia ancora del mago Emanuele Fiorentino, 3-4. Al minuto 50 la perla del giocatore più in forma di tutti, Emanuele Fiorentino. Si ritorna dunque in campo con Cernigliaro, Di Mariano, Cernigliaro, poi Chinnici mette una pezza. Fiorentino che lo scorso anno, ricordiamo, giocava all'Athletic Club Palermo in C1, e un motivo effettivamente lo troviamo per il quale giocasse in un campionato di rango maggiore rispetto alla C2. Ha sposato questa causa, l'ha sposata in pieno, con tanto amore, lo si è visto anche con l'esultanza con tutti. Calì va lunghissimo per Nicchia, molto complicato.
Adesso mister Gentile dice ai suoi ragazzi di continuare a giocare, di non pensare al risultato, non pensare a nulla. Russo taglia bene il campo, molto bene, che anche in giornata, poi in mezzo a due, palla che passa sotto porta Liga! E fa 4-4, sono tutti! Il pareggio dell'Oratorio San Vincenzo con Liga, uno dei giocatori più in forma, però la magia è stata fatta da Cernigliaro perché ne ha portati a spasso 3 e con un passaggio forse non volontario, però comunque ben fatto. A 4-4 dichiara Chinnici, nicchia, la tiene, palla perso, dichiara 1-2, palla che passa, dichiara nicchia, tacco, dichiara Fiorentino, la tiene lì, poi col tacco Fiorentino, Presti Giacomo e poi allontana come può Liga. E dichiara, chiama uno schema Fiorentino, riceve adesso da Chinnici, finta, va sul mancino, calcia, Liga respinge, poi nicchia con Di Mariano che se la porta fuori. Poteva nulla, è molto complicato qui, effettivamente. A Fiorentino, Chinnici. Poi nicchia. Fiorentino. Chinnici. C'è Fiorentino. Le finte non passa, qui ha sbagliato Fiorentino, contropiede rosso, avanza, calcia, deviazione di Chinnici, calcio d'angolo, minuto 53 di gioco, 7 minuti mancano, però qualcosa da recuperare, ricordiamo. Poi Liga, questa volta un tiro quasi da calcio a 11, grande partita per Liga comunque. Chinnici non vuole rischiare nulla, Fiorentino dichiara palla che passa con Liga sotto le gambe, ma è comunque in possesso biancazzurro con Di Mariano. Poi Cernigliaro, grande giocata nell'ultimo gol di casa, palla con l'esterno. Poi Di Mariano dice qualcosa. Poi Fiorentino porta un po' a spasso. Chinnici dichiara, va in conto, buona giocata, dichiara ancora, può calciare palla dentro, poi con Russo che fa un miracolo perché con il corpo ha levato un pallone dentro per Nicchia che era praticamente quasi fatta. Dichiara per Nicchia, dentro l'area di rigore, vuole girarsi il giovane, si riporta nuovamente da lui, dichiara Chinnici, ancora Nicchia. Chinnici, nicchia, 1-2, palla che funziona, nicchia ancora, anzi Chinnici, poi Presti Giacomo, un po' insicuro, 55 di gioco, mancano 5 e recupero. Fiorentino verso Chinnici, calcio col mancino, però male. Presti Giacomo. Russo, che è partito da pivot e poi invece piano piano gli è deggiato il suo raggio d'azione in maniera corretta perché gioca effettivamente meglio partendo lontano, è andato fuori fallo di Fiorentina. Russo, Liga, allunga la gamba, che dice non arriva, Liga, ancora Liga, palla fuori ma provvidenziale Emanuele Fiorentino qui, anche in difesa, non soltanto in attacco. Si sente tanto però l'assenza di Gabriele Gennaro lì davanti, lui che è uno dei giocatori migliori da questo punto di vista, tanti gol, non solo quest'anno, anche lo scorso. Russo, le finte, nicchia, viene trattenuto, e qui Russo è giallo, giusto, però c'era un giallo che forse poteva anche essere dato prima per Russo, quindi qui era un potenziale rosso, però chiaramente andiamo un po' a ampliare, è stato graziato prima, qui sicuramente il giallo è giusto, con Nicchia che gli aveva rubato il tempo. Nicchia che giocava all'Oratorio ma non San Vincenzo, bensì San Giovanni Battista, sempre però nel campo di Serie D, perché due squadre che ricordiamo vengono proprio da quelle girone B. Rosanero vincendo il campionato, biancazzurri vincendo i playoff. Liga, buon lavoro con Fiorentino, va giù, poi dichiara fallo ed è tiro libero.
sì, al quinto fallo nel tiro libero. Poi Lega sicuramente non si fa male da Fiorentino, questo sicuro. Tanto dentro anche Pisani, posto di nicchia, fa le finte. E rimessa Rosanero con l'ultimo tocco di Liga. Chiamata al cambio anche di Chiara, buona gara. Di Chiara si gira bene, va sul mancino, palla dentro, imbucata, non funziona, poi va a levare il pallone, Di Chiara ancora, poi magia, Di Chiara, Di Chiara, e c'è la Pisani solo sul secondo palo, qui eccesso di egoismo, ed è calcio d'angolo però. Poi fuori Di Chiara, dentro Franco, effettivamente non era entrato in questo secondo tempo. Per gli ultimissimi minuti. Nazareno Franco, numero 14, ex Pioppo, Veco, Studio De Santis, insomma. Pisani vuole il destro! Pisani! Antonio! Bedrim! Pisani! Fa 5-4, buca la porta! Non se l'aspettava probabilmente nessuno! Ma lui sì! Antonio Pisani! 5-4! Un tiro da fuori di Antonio The Dream Pisani, come viene soprannominato, tutto 58, adesso è una gara di nervi, anche perché dal prossimo fallo sarà, ricordiamo, tiro libero per l'Oratorio San Vincenzo, dunque bisogna anche pensare a questo, lo farà sicuramente l'Oratorio che cercherà di conquistare quanti punti possibili. Chinnici, palla dentro per Franco, non passa, e poi Presti Giacomo, verso Russo, fa un grande lavoro, Russo, Calè! Rimane in piedi fino all'ultimo, poi Pisani in mezzo a due, va giù Fiorentino, Franco, le finte, ma è un calcio, deve arrivare anche già ammonito, e qui si prende anche il doppio giallo, poi rosso per Di Mariano, viene portato fuori da Russo e da Chinnici, con Franco a terra, minuto 59, ma qui veramente è un momento di fuoco. Adesso l'Oratorio è in 4 uomini, 2 minuti previo gol. Franco qui è stato molto rapido. Nel frattempo l'Oratorio dovrebbe giocare col stavo per dire il quinto uomo, però in realtà è il quarto uomo, perché abbiamo sentito chiamare dalla panchina una casacca, quella senza il numero. Cosa significa? Il quinto uomo. Non può significare altro, però in questo caso è il quarto. Franco, Chinnici, Fiorentino e Pisani con Calè tra i pali. Questo è il quintetto di mister Gentile per questi ultimi minuti. Franco vuole tenere mister Gentile, l'avete sentito anche voi con le vostre orecchie. Sa che questa potrebbe essere una vittoria importantissima per le condizioni in cui la squadra rosanero è stata attraversata durante la settimana, falcidiata tra infortuni. Gennaro uno su tutti, la Fiora non stava neppure bene, Chinnici nemmeno, però hanno stretto i denti, la Fiora con un gol, Chinnici con una prestazione super, intanto Russo rischia un po' perché qui forse potete anche stare. Fiorentino in mezzo a 2, Franco taglia, poi Fiorentino, c'è in mezzo Pisani, Fiorentino, Lega, fallo piuttosto netto, forse c'è anche un giallo, vediamo. Del giallo con Pisani che se lo prende lui. Minuto 61 di gioco. Adesso vediamo chi batte. Russo dice che il tempo è passato, ma vediamo di Torregala se farà rientrare anche il quinto uomo per l'Oratorio. Il tempo scorre. Pisani vediamo se calcia. Manca un minuto. A Pisani verso calcerà verso la porta, vediamo, però la potrebbero anche tenere lì in realtà. Vediamo, è uno schema. Pisani per Franco! Franco! E la chiude il Pavizia Club con il gol di Nazareno Franco
però potremmo dire il gol è anche di mister Gentile, perché lo ha chiamato praticamente 6 volte. Date palla a Franco, chiudiamo la partita. È arrivato il gol, 4-6. E adesso entra anche il quinto uomo per l'oratorio e si ristabilisce la parità numerica. Nel frattempo c'è forse un'ammonizione in panchina. È giallo dovrebbe essere dei Pisani, perché Lopez sta entrando, Pisani esce, dunque il giallo dovrebbe essere per chi esce, non per chi entra. Dunque per Antonio Pisani. C'è ancora tempo per giocare, ci crede l'oratore, deve farlo. Russo, doppio passo, Franco lo guarda attentamente da fuori, palla imbocata che invece chiude ancora. Poi Franco con Cernigliaro, palla che non passa perché Russo è ovunque. E poi va bene così, perché finisce la partita, vince il Palermo Futsal Club con il risultato di 4-6, con un monumentale, straordinario, fantasmagorico Emanuele Fiorentino, per esultanza anche del DS Fabio D'Alessandria. Una partita bellissima oggi nel campo dentro casa dell'Oratorio San Vincenzo, una vittoria incredibile per Rosanero, perché adesso con i 21 punti di prima, adesso sono 24, possono veramente iniziare a sorridere, a guardare la classifica con un occhio anche differente, sfruttando soprattutto i passi falsi di Bisacquino e di Altofonte di quest'oggi, ma il passo vincente del Pioppo. Dunque 3 squadre a 24 ed è un campionato di Serie C2 molto molto bello. Noi come sempre vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisire è tutto, vi ringrazio e alla prossima.